Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Tensione nel mare siciliano, sommozzatori della Marina al largo di Lampedusa per recuperare il misterioso relitto cilindrico individuato sabato scorso, con logo israeliano, forse un serbatoio di un aereo o il frammento di un satellite. La flottiglia con gli aiuti umanitari diretti a Gaza partirà giovedì da Siracusa. Ai nostri microfoni la portavoce della missione conferma che l'imbarcazione con Greta Thunberg è stata colpita nella notte da un drone in un porto della Tunisia. A Porto Empedocle il dissalatore appena inaugurato è già a guasto. Un getto d'acqua fuoriesce sulla vicina spiaggia di Marinella. Stupore e curiosità tra i bagnanti. Ferie finite a Catania, problemi vecchi e nuovi. L'87% delle scuole non è a norma anche in provincia. Stangata per il parcheggio nelle strisce blu. Orari più lunghi, tariffe in aumento. Anche Pantelleria è in lutto per la scomparsa di Giorgio Armani. Nei suoi dammusi sull'isola il grande stilista trascorreva le vacanze. Vendemmia della legalità a Salemi. Il vigneto su un terreno confiscato alla mafia produce vino biologico. Ad Agrigento atmosfere magiche al Festival Internazionale della Danza. Lo Schiaccianoci d'oro a Raffaele Paganini, leggenda del balletto italiano. Calcio, compattezza e fiducia, le parole chiave del Catania. Primi in classifica, punteggio pieno, i rossazzurri preparano la sfida di Cosenza, la partita trasmessa su Telecolor, in diretta, in chiaro, gratis. Bentrovati, un misterioso relitto con una scritta ebraica nelle acque di Lampedusa, aerei israeliani a Sigonella, l'arrivo della Marina Militare, la Sicilia crocevia delle tensioni internazionali legate al conflitto nella striscia di Gaza. Luca Ciliberti. Resta un mistero cosa stia accadendo nel cielo e nel mare siciliano. Le tensioni internazionali che investono la questione tra Israele e Gaza si affacciano prepotentemente sull'Italia. A 2 giorni dall'avvistamento resta il mistero attorno al relitto israeliano trovato nel mare al largo di Lampedusa. E neppure il nostro ministro della difesa, Guido Crosetto, è riuscito a dare chiarimenti in merito. Penso si tratti di qualcosa collegato a un lancio satellitare, dice. Intanto, in queste ore nell'arcipelago delle Pelagie, il nucleo sminamento difesa antimezzi insidiosi della Marina Militare si occuperà delle verifiche tecniche. Ad aggiungere preoccupazione nei lampedusani sono stati anche alcuni boati e una scia luminosa notturna avvistata precedentemente. Nessuno al momento ha fatto trapelare nulla, informazioni che sicuramente saranno a conoscenza dei servizi segreti. È proprio questo il punto. L'organizzazione degli arrivi e delle partenze dei mezzi della missione umanitaria Global Sumud Flottiglia in Sicilia, con l'obiettivo di arrivare a Gaza superando i blocchi navali israeliani, potrebbero aver acceso il radar della difesa e delle truppe militari IDF. Il relitto, un oggetto cilindrico metallico di circa 5 metri, con un diametro di 1,5 metri, aveva su un lato il logo stilizzato della Space Administration israeliana, che fa parte del Ministero della Difesa e si occupa dello sviluppo di missili balistici e satelliti, una scritta ebraica. L'ipotesi è proprio che si tratti di pezzi di un satellite spia. Dai controlli effettuati dalla Guardia Costiera è stata esclusa la presenza di tracce di materiale esplosivo e radioattivo. Ad aggiungere mistero è anche la presenza a Sigonella, lo scorso 2 settembre, di 3 aerei israeliani nella base NATO. Come avete appena sentito, dopo tanti rinvii, gli attivisti della Global Sumud Flottiglia salperanno giovedì da Siracusa. Intanto nella notte un drone ha colpito una delle navi del convoglio che partirà da Tunisi e che si ricongiungerà in mare con le imbarcazioni italiane per poi raggiungere tutti insieme la striscia di Gaza. Emanuela Corsi. Salperanno giovedì da Siracusa le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza per portare aiuti umanitari.
L'attacco avvenuto nella notte vicino il porto tunisino di Sidi Bou Said alla famiglia Madeira, la principale imbarcazione della spedizione, non ferma la missione umanitaria. La nave, sulla quale viaggia anche Greta Thunberg, è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone. Il governo smentisce, ma le immagini delle telecamere confermano la versione degli attivisti che domani salperanno dalla capitale tunisina per congiungersi in mare con le altre imbarcazioni in partenza dalla Sicilia alla volta di Gaza. Siamo molto preoccupati, logicamente, perché è chiaro che chiunque ci fosse dietro, no, questa scelta di bombardare tra l'altro la barca principale della Global Summit Flottiglia ha voluto dire chiaramente che questa operazione umanitaria non è ben voluta, e ciò nonostante noi confermiamo i nostri piani. Noi abbiamo le barche pronte con i viveri, con i farmaci, con a bordo appunto attivisti, giornalisti, parlamentari, medici. Una mobilitazione nazionale ed internazionale che vede la partecipazione di gente comune, volti noti della politica e dello spettacolo, e che non trova ancora il sostegno di molte istituzioni. Le immagini dei corpi scheletrici dei bambini morti di fame le abbiamo viste tutte, quindi sì, è vero, le flottiglie non dovrebbero essere organizzate, però purtroppo, visto che i governi e le istituzioni in quasi 2 anni non sono riusciti a fare niente, e la società civile non ha più potuto rimanere ferma. In serata previste manifestazioni in diverse città italiane contro l'ultimo attacco alla missione umanitaria. Torniamo a Lampedusa, che stasera ospiterà Dove tutto ha inizio. È un evento in piazza per raccontare storie di migranti che ce l'hanno fatta. Tra i relatori Vito Fiorino, il pescatore eroe che ha salvato 47 vite in mare. Bisogna, dice ai nostri microfoni, che si recuperi l'umanità. Intanto oggi altri 2 cadaveri sono stati sbarcati a Lampedusa, e l'hotspot ospita ormai 1800 rifugiati. Roberta Lunghi. Il momento più drammatico di quella notte è quando questi occhi mi supplicavano di essere salvati, di allungare le mie braccia e portarli in salvo. Impossibile dimenticare per Vito Fiorino, per tutti l'eroe di Lampedusa, il pescatore, testimone e soccorritore dei migranti nel naufragio del 3 ottobre 2013, durante il quale salvò 47 persone, morirono in 368. La sua azione coraggiosa è diventata simbolo di impegno civile e umanitario, e in un'isola nella quale ci ritroviamo a contare i numeri di morte, 2 fatti sbarcare oggi giunti cadaveri in una traversata, intossicati dai fumi del natante, gli chiediamo cosa si dovrebbe fare al di là dell'impegno dei singoli uomini. Se ritorniamo ad essere umani, tutto ciò non accadrà mai più. Il valore delle persone, il nostro valore e il loro valore. Fiorino sarà uno dei relatori di Dove tutto ha inizio, storie di chi ce l'ha fatta in Piazza Castello a Lampedusa a partire dalle 21:30. Un evento tra testimonianze e performance artistiche di stranieri che hanno avuto successo nel nostro paese, un'occasione per riflettere sul valore dell'accoglienza e dell'integrazione. Oggi Fiorino vive gran parte dell'anno a Lampedusa, mantiene i contatti con i migranti salvati e qualcuno lo chiama padre. Una persona che mi ha chiamato my father. Io non conoscevo l'inglese, non conoscevo questa parola, e credo che sia stato il premio più bello di quel momento. Ora lui vive a Stoccolma, ha 2 figli e viviamo in una armonia, in una famiglia felice. Intanto sono 1802 i migranti presenti nell'hotspot di Lampedusa dopo la raffica di sbarchi degli ultimi giorni, un numero che non si registrava da mesi nella struttura di Contrada Imbriacola. Voltiamo pagina, sciagura stradale nella notte nel Palermitano. Un uomo di 42 anni ha perso la vita in un incidente autonomo sulla Palermo-Agrigento tra Misilmeri e Bolognetta, ed è la 12ª vittima dall'inizio di settembre sulle strade siciliane. Il servizio di Marco Gullà.
Ancora una volta l'asfalto che diventa teatro di tragedia, un mazzo di fiori lasciato proprio sul punto dell'impatto. Incidente mortale nella notte sulla statale 121, lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Un uomo ha perso la vita nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta, all'altezza del chilometro 242. Si tratta di Roberto Coniglio, 42enne, di Mussomeli. L'uomo era al volante di una Mercedes quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della guida. L'auto si è ribaltata ed è finita fuori strada. Sul posto, successivamente, sono arrivati i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. I carabinieri hanno invece effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente, nel quale non sarebbero coinvolti altri veicoli. Probabilmente la causa dell'incidente è ancora legata all'alta velocità. Si tratta della 12ª vittima sulle strade siciliane dall'inizio di settembre, una scia di incidenti che continua purtroppo senza fine. Soltanto 2 giorni fa 3 persone avevano perso la vita in uno scontro tra 2 moto avvenuto nel Siracusano. Marito e moglie di 33 e 39 anni di Catania e un 40enne di origini romene che abitava nel Ragusano. A Catania, nel quartiere San Giovanni Galermo, ha arrestato un uomo a bordo di uno scooter con una pistola carica nella cintura. Sulla pedana del motorino c'erano anche un secondo caricatore, cartucce e munizioni. A Porto Empedocle il dissalatore appena inaugurato è già guasto. Una valvola rotta fa uscire un getto d'acqua sulla spiaggia vicina di Marinella, affollata di bagnanti sorpresi. Davide Sardo. Clamoroso guasto improvviso al dissalatore di Porto Empedocle. L'impianto, entrato in funzione da poche settimane e atteso come una risposta concreta all'emergenza idrica, ha già registrato il primo serio inconveniente. Una valvola difettosa ha provocato un improvviso spruzzo d'acqua verso il cielo, trasformandosi in una vera e propria colonna che non è passata inosservata ai residenti e ai bagnanti che si trovavano sulla spiaggia di Marinella. Cellulare alla mano, in tanti hanno ripreso la scena e condiviso le immagini diventate virali in poche ore. Ma non si è trattato di uno spettacolare gioco d'acqua. La causa è infatti un guasto tecnico. Sicilia Acque ha confermato l'inconveniente, rassicurando che il problema sarà risolto in tempi brevi. Secondo le prime verifiche, il malfunzionamento sarebbe avvenuto proprio durante alcuni test per portare l'impianto a pieno regime, con l'obiettivo di raggiungere una produzione di circa 100 litri al secondo. Al momento il dissalatore garantisce invece una portata di 60 litri al secondo. Un incidente che ha destato stupore e preoccupazione, visto che l'impianto rappresenta un tassello fondamentale per garantire acqua potabile ad Agrigento e al suo comprensorio. Catania, si avvicina il suono della campanella, ma più che annunciare l'inizio delle elezioni somiglia a un allarme. L'SOS del sindacato Gilda: l'87% delle scuole di Catania e provincia non è a norma. Tonino De Mana. Mentre gli studenti si godono le ultime ore di vacanza, il personale scolastico è già ai posti di combattimento per un anno didattico che poi non si discosta dai precedenti tra disservizi, doppi turni, tetti e controsoffitti che cadono al suolo, bagni ed aule il più delle volte fatiscenti, infiltrazioni, umidità e chi ne ha più ne metta. In Sicilia si assiste da tempo ad una situazione che non può essere ignorata ed è proprio da Catania che si leva un allarme da non sottovalutare. Mi si continuano a segnalare che moltissime scuole di Catania, quasi l'87%, risulta non a norma. Avete capito bene, dalle segnalazioni emerge che l'87% delle scuole del catanese non è a norma e dagli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Nicolosi di Paternò riceviamo queste immagini che certo non sono edificanti. In molti casi i colleghi mi segnalano addirittura situazioni fatiscenti anche in termini di tetti che insomma rischiano di cadere e quindi di poter cadere durante la lezione. Tra poco suonerà la campanella, ma genitori e nonni sono tranquilli non appena gli alunni di ogni ordine e grado varcheranno il cancello della scuola? Non si è assolutamente tranquilli perché le scuole veramente cadono a pezzi. I fondi sono sempre limitati e quindi questo è il risultato, che le scuole hanno una manutenzione abbastanza irrisoria rispetto a quello che dovrebbe essere. I fondi sono limitati e la sicurezza dei ragazzi com'è? È scarsa. Per tutti, buon anno scolastico e soprattutto buona fortuna, specie alla voce sicurezza. Davvero. Restiamo a Catania, strisce blu, orari estesi e tariffe in aumento. È la sagata di settembre. Per chi va in auto ogni giorno, parcheggiare in città è diventato ormai un lusso. Eva Spampinato.
Sono troppo schifata dell'amministrazione, di come funziona di posto, tutto qua. Aumentato. Cittadini catanesi esasperati da disagi, caro vita e adesso anche dal caro strisce blu. Ecco le nuove tariffe e soprattutto i nuovi orari. 90 centesimi la prima ora invece che 87 centesimi, €1 dalle ore successive. La sosta per mezza giornata adesso costa €3,95, quasi €8 l'intera giornata. Una stangata blu silenziosa, arrivata non tanto a sorpresa quanto in sordina, annunciata a fine luglio nel pieno delle vacanze estive e poi messa in atto dal 1° di settembre, ma non tutti i cittadini ne sono ancora a conoscenza. No, non lo sapevo. Affatto no. Come l'ha saputo? Per caso su Facebook. Su stare a Catania costa più che a Roma, dove si paga €1 fuori dalla ZTL dalle 8 alle 19, con agevolazione, che a Catania non c'è, della sosta breve di 15 minuti per 20 centesimi. 8 ore continue a Roma costano €4, a Catania invece €5,85. È giusto pagare un servizio, però penso che i soldi vanno reinvestiti in piazze più pulite che non ci sono. Il problema sa qual è? Che non c'è il miglioramento del servizio, i posti sono sempre quelli. E anche non è giusto pagare fino alle 9 di sera. Il codice della strada impone un equilibrio tra stalli a pagamento e stalli liberi, ma siamo fuori legge perché la legge prevede che in tali stalli a pagamento ci debbono essere degli stalli bianchi, credo di ricordare il 50%. È anche illegale solo un'ora di stop. E poi chi ha la fortuna di trovare un posto sulle strisce blu rischia di non riuscire a parcheggiare per via dell'inciviltà di chi posteggia sul marciapiede senza lasciare lo spazio necessario di manovra. Lutto a Pantelleria, anche l'Isola ricorda Giorgio Armani, il grande stilista amava trascorrere le vacanze proprio lì. Laura Spanò. Pantelleria ha reso omaggio a Giorgio Armani, morto giovedì scorso nella sua casa di Milano. A Cala Gadir, dove si trova la villa dello stilista, si sono ritrovati un centinaio di persone assieme al sindaco Fabrizio D'Ancona. Noi qui lo salutiamo come il signor Armani, l'uomo che ha scelto Pantelleria come rifugio del cuore, come casa dell'umanità. Per questo oggi, lunedì 8 settembre 2025, giorno dei suoi funerali, anche Pantelleria ha voluto dichiarare il lutto cittadino. Con lui anche Don Vito Impellizzeri, che ha avuto l'idea del momento di preghiera, e i dipendenti che si sono presi cura della villa, come Gioele Lirico. Profonda commozione ci uniamo oggi nel dolore per la perdita del nostro caro signor Armani, come tutti noi lo abbiamo sempre chiamato. Signore non solo per il suo ruolo di capo, ma soprattutto per la sua umanità e la sua grande ed innata gentilezza. Una persona umile che oggi tutto il mondo piange. A fine cerimonia una corona di fiori è stata affidata a quel mare tanto amato dallo stilista. A Salemi, in contrada Fiumelungo, la tradizionale vendemmia della legalità. Il vigneto su un terreno confiscato alla mafia, oggi gestito dalla Fondazione San Vito Onlus, produce vino biologico. Laura Spanò. A Salemi la vendemmia diventa simbolo di rinascita e partecipazione. Presso il fondo agricolo confiscato alla mafia e assegnato dal comune di Salema alla fondazione San Vito Onlus si è rinnovata la vendemmia della legalità. La fondazione, braccio operativo della Caritas diocesana di Mazara, produce uva biologica. Il vigneto del turismo rurale al ciliegio, incontrato a Fiumelongo, quest'anno ha prodotto 25 quintali di uva. La raccolta solidale, iniziata un decennio fa, coinvolge operatori e volontari. Quest'anno tra le vigne sono stati impegnati anche 8 ragazzi ospiti della comunità Miriam che stanno conducendo un percorso di riabilitazione. Tra i vigneti anche il presidente della Fondazione San Vito Onlus, Vito Puccio, e l'assessore comunale a Salemi, Rina Gandolfo. Questo è ormai diventato un appuntamento rituale per la Fondazione San Vito, che gestisce questo bene confiscato alla mafia da diversi anni. Anche quest'anno la nostra vite ha dato il suo frutto, abbiamo prodotto un po' di uva, quest'uva verrà venduta a una cantina e poi i ricavati verranno utilizzati per le attività
della Fondazione. Auspichiamo che ci sia una maggiore partecipazione dei cittadini per mantenere e custodire sempre un bene che è di tutta la comunità. In mezzo ai filari sorge l'ex casolare trasformato in un ristorante con cucina tipica siciliana, simbolo concreto di un territorio che ha saputo rigenerarsi a partire dai beni sottratti alla criminalità organizzata. La vendemmia si è conclusa con una colazione rustica condivisa tra operai e volontari, segno tangibile di comunità e convivialità. Iniziativa di grande valore. Agrigento, capitale del balletto. Applausi ed emozioni per l'8ª edizione del Festival Internazionale della Danza e delle Danze. Raffaele Paganini, premiato con lo Schiaccianoci d'Oro alla carriera. Davide Sardo. La magia della danza ha incantato Agrigento. L'8ª edizione del Festival Internazionale della Danza e delle Danze, per la prima volta al Teatro dell'Efebo, si è trasformata in un tripudio di arte ed emozioni, con il pubblico che ha gremito ogni ordine di posti. Spettacolo nello spettacolo, la consegna dei prestigiosi riconoscimenti. Lo Schiaccianoci d'Oro alla carriera è stato assegnato a Raffaele Paganini, autentica leggenda del balletto italiano. Significa che ci sono arrivato, ce l'ho fatta, sentivo molti colleghi che prendevano premi, io forse ero ancora giovane, ancora ballavo, e oggi prendere un premio mi dà grande soddisfazione, non ho rimpianti per quanto riguarda la danza, per tutto quello che ho fatto, l'ho fatto con grande piacere e poi sono felice perché io sono quasi sicuro che con Michele Guardì, io sono già stato qua, ho già fatto qualcosa a metà anni 90, facevo una trasmissione con lui e quindi poi venivamo qua all'estate e abbiamo fatto qualcosa sicuramente. Applausi a scena aperta anche per Giuseppe Picone, acclamato protagonista della serata, e per la straordinaria partecipazione di Alma Manera. Premi anche a personalità della danza, della cultura e dello spettacolo, con uno sguardo rivolto ai giovani talenti. La peculiarità del festival è praticamente raccontare la danza che incontra le belle arti, perché la danza senza musica non danza. La musica senza danza non suona, quindi c'è tutto. Un festival che ha consacrato Agrigento palcoscenico internazionale, facendo del Teatro dell'Efebo il nuovo tempio della danza. Bravissimi, complimenti a Paganini e già che ci siamo un saluto a Michele Guardì appena citato. È il momento della pausa, tra poco per il calcio, Catania capolista si prepara al match di Cosenza. State con noi, vi aspetto. Calcio, compattezza e fiducia sono le parole chiave del Catania. Primi in classifica, a punteggio pieno, i rossazzurri sono attesi adesso dal match di Cosenza, che Telecolor trasmetterà in diretta, in chiaro e gratis. Francesco Triolo. I numeri a dare e confermare forza a questo Catania, punteggio pieno, 11 gol fatti, nessun subito. I rossazzurri continuano a godersi a testa della classifica del girone, ma soprattutto gli attestati che arrivano da più parti. Il Catania c'è e da quanto visto è pronto a recitare il ruolo di protagonista per tutto il campionato. E questo l'obiettivo della società e l'ambizione di un pubblico che anche contro il Monopoli ha chiarito di meritare altre categorie. La squadra poi, seppure in sole 3 partite, ha mostrato segnali di grande compattezza. La compattezza è importantissima perché prima di raggiungere dei risultati in campo bisogna fare gruppo all'interno dello spogliatoio e la compattezza è tutto, quindi noi insieme cercheremo di creare un ambiente all'interno che sia fatto di persone rispettose, di persone serie che hanno voglia di lottare insieme per un unico obiettivo. Da oggi si riprende a lavorare in vista della prossima partita. La squadra di Toscano domenica dovrà affrontare l'attesissimo match di Cosenza, un appuntamento importante e di spessore, con il tecnico che dovrà fare a meno solo dello squalificato Quaini, che sconterà la sua ultima giornata di stop. Ma quella del San Vito Marulla sarà anche l'occasione ideale per aprire la grande stagione delle partite esterne dei rossazzurri, trasmesse in diretta esclusiva dalla nostra emittente. La partita, vietata ai tifosi etnei, sarà visibile gratis e in chiaro su Telecolor a partire dalle 14 per 4 ore live in una versione extra large di diretta stadio.
Ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.